È iniziata in modo decisamente intenso la settimana di maltempo annunciata in Sicilia. La pioggia, caduta copiosa e incessante per tutta la giornata a Palermo, ha provocato allagamenti nella zona di Mondello, nei pressi del centro commerciale Concadoro, in piazza Indipendenza, nella zona di via Messina Marine, creando disagi agli automobilisti. In via Asciuti è caduta una luminaria, dimezzando la carreggiata percorribile dalle auto, mentre diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e cornicioni pericolanti nella zona di San Martino delle Scale. Sempre a Palermo il mare forza 8 fuori dal porto ha costretto l'aliscafo e il traghetto per Ustica a rimanere ancorati in banchina. La SNAV ha deciso, a causa delle avverse condizioni meteo, di posticipare la partenza della nave, che è partita stamattina alle 5. In previsione dell'ondata di freddo che interesserà la città, l'assessorato per la cittadinanza sociale ha disposto un potenziamento dei servizi di accoglienza ed emergenza. In particolare è previsto un turno straordinario del servizio comunale di assistenza notturna su strada, con la presenza di un'unità mobile con operatori che hanno fornito beni di prima necessità ai senza tetto, distribuzione di bevande, pasti e coperte. Inoltre è possibile usufruire del dormitorio attrezzato dal Comune a Piazza della Pace, che offre alcune decine di posti letto. Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sulle isole Eolie, che sono rimaste isolate. Anche qui infatti gli aliscafi e i traghetti da e per la Sicilia sono fermi, nei porti e tutte le corse sono sospese per il mare molto mosso che ha raggiunto forza 7 e per le violenti raffiche di vento.